Zanzare tigri sono diventate competenti, cioè hanno avuto una piccola modifica genetica, sono diventate appunto competenti per ospitare anche questi germi, questi virus che normalmente girano in maniera preferenziale più nelle zone tropicali. Le zanzare si sono evolute in questo senso. È stata proprio la modalità di diffusione del contagio attraverso una puntura di zanzara tigre ad aver caratterizzato il focolaio di febbre dengue a Montecchio Maggiore. Un caso autoctono circoscritto al numero familiare interessato e dichiarato sotto controllo. È una malattia tutto sommato tranquilla perché dà una sintomatologia simil-febbrile con eventuali altralgie. Chiaramente come lo Zika virus, per cui abbiamo avuto delle epidemie negli anni scorsi, quella storica in Emilia-Romagna che aveva tanto spaventato, possono essere pericolose in persone più fragili. Archiviato il caso dengue, è sul fronte scolastico che la sanità vicentina è ora impegnata massivamente. Prosegue a pieno regime lo screening anti-Covid degli insegnanti e non. 4.500 i test già eseguiti nei primi 3 giorni, circa 1.700 quelli eseguiti dall'Usberica. I test hanno riscosso una buona adesione finora. Con l'adesione del 60%, adesso sta crescendo e siamo al 70-80%, ricordando che è un'adesione su base volontaria a cui collaborano anche i medici di base. Prevediamo una prossima settimana di gran lavoro, visto anche le telefonate di richiesta informazioni che arrivano al nostro numero verde. C'è un grossissimo interesse da parte dei docenti. Avete già qualche indicazione su casi positivi? Beh, il quadro è confortante. Dobbiamo dire che si tratta di un'indagine che dal punto di vista epidemiologico mira a valutare come è circolato il virus in una determinata categoria di persone, in questo caso i docenti. In più di 1000 testati abbiamo solo un caso di un positivo al tampone.